I rincari alle bollette potrebbero minare la ripresa, la prospettiva allarmante lanciata da Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, preoccupazione anche del centro per la famiglia. Bollette su del 40% dopo l'annuncio del ministro Cingolani. Tra i trevigiani c'è preoccupazione, non ci voleva il commento e c'è già chi pensa di tagliare la spesa sui regali di Natale, sulle cene e sulle vacanze. Terza dose, si parte dal Vax Point di Villorba lunedì, una prima nazionale di fatto cui sarà presente il commissario per l'emergenza Figliuolo. Intanto il virus miete un'altra vittima, un 79enne di Treviso non vaccinato. Scuole sentinella, al Cerletti i primi 134 kit per i tamponi salivari. Il piano consentirà di monitorare la circolazione del virus in classe. Il fronte politico veneto italiano è compatto contro il riconoscimento ufficiale del Prosek avviato dalla Croazia e ratificato dall'Unione Europea. Sarà battaglia, dicono in tanti. Assegno unico per i figli, per la misura transitoria sono arrivate solo 3.634 richieste nella Marca in 2 mesi. L'invito dell'INPS a beneficiare della prestazione a sostegno della genitorialità. Accolti a Palazzo Balbi da Zaia gli atleti del Futsal Treviso, unica realtà di calcio a 5 per ipovedenti in Veneto. Un orgoglio della nostra regione, ha detto il governatore. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Sono tanti temi anche questa sera, lo avete sentito nei titoli, ma partiamo da un aggiornamento dell'ultima ora che arriva da Crocetta del Montello. Questa una foto che arriva praticamente in presa diretta e che ci parla di un terribile schianto nella zona del municipio, quindi siamo nel cuore del paese. Una moto si è scontrata con un furgoncino, lo potete vedere, con ogni probabilità il mezzo, il furgoncino arrivava da Valdobbiadene e la moto in direzione opposta. Su questa viaggiava un uomo, non si conoscono ancora le generalità, ma è gravissimo in ospedale. Sul posto c'è anche la sindaca di Crocetta del Montello, Marianella Tormena. L'elicottero è partito da poco e ovviamente il SUEM 118 è mobilitato. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti ve li daremo nel corso già di questa edizione. Sul posto ci sono anche tre pattuglie dei carabinieri di Montebelluna. Questo il doveroso aggiornamento di cronaca, ma il tema caldo sul fronte dell'attualità di queste ore riguarda i rincari delle bollette annunciati dal ministro Cingolani. Potrebbero minare la ripresa. Questa la reazione preoccupata del presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza. Sentiamolo. Questi aumenti si andranno a pesare e potrebbero anche minare la ripresa, perché ovviamente tu quando hai degli aumenti, che in questo momento già le materie prime le paghiamo molto, ci sono ferme produzione perché ovviamente ormai dipendiamo quasi esclusivamente dall'Asia e questo può influire nella ripresa perché ci porta fuori mercato. Una frenata sulla ripresa, giro di parole del presidente della Camera di Commercio che prelude ad una scure sulle prospettive delle aziende sulle quali già gravano i 2 anni difficili della pandemia. Una doccia fredda l'annuncio del ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani, maxi stangata sulla bolletta elettrica che nel prossimo trimestre aumenterà del 40%. Se un ministro lancia l'allarme vuol dire che c'è molta preoccupazione e che il tema veramente è un tema che scotta. Aumenti del 20 al 40% dove già noi abbiamo le bollette più care d'Europa. Ricordo solo che si paga la corrente elettrica il 36% in più dei nostri concorrenti stranieri. Aziende da un lato e famiglie dall'altro che fanno i conti con l'arrivo dell'inverno e con i costi del riscaldamento, elettrici, del gas, spese inevitabili che pesano su ciascun budget familiare e il timore è che il reddito dei nuclei venga ulteriormente eroso a scapito di attività educative, di cura e di sport, è l'amaro commento del presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di grande preoccupazione da parte delle famiglie per questo autunno
autunno per questi rincari che sono previsti. Indubbiamente sappiamo che c'è la necessità di un ritorno ad un equilibrio fiscale, un equilibrio delle spese per il nostro Stato. Indubbiamente però auspichiamo che sia graduale e che vi siano le condizioni che permettono alle famiglie di poter far fronte a questo incremento di spesa. Quindi investimenti sulla conciliazione famiglia-lavoro, supporto alla maternità e ai lavori di cura che potrebbero appunto in qualche modo alleviare questo incremento di spesa che sembra ineluttabile. Preoccupazione ovviamente condivisa tra i trevigiani, c'è chi già pensa di tagliare sui regali di Natale, sulle cene, sulle vacanze, queste le loro reazioni. Prevede un 40% in più sulle bollette. Si prevede il 40% in più? Beh, sarà veramente una crisi grossa. E per le famiglie in questo momento penso che comporterà un grosso problema, perché secondo me capisco tutte le problematiche riguardo l'energia, però il governo doveva almeno calmierare quelli che sono i consumi base per le famiglie per dare un aiuto concreto. Non è una bella cosa, purtroppo. In questo momento qua non ci voleva, ecco. Il costo della vita è alto, mantenere una famiglia anche, e le bollette come si fa? Come si fa a rinunciare a non avere il caldo in casa? Impossibile? Malissimo trovare le famiglie in questo periodo con le bollette che vanno così care. Non ci voleva? Siamo in crisi. Non ci voleva no, però di necessità virtù le famiglie si adatteranno come fanno da anni, insomma. Su cosa si taglierà? Perché c'è tanta gente che è senza lavoro, quindi non so. Bisogna tagliare su altro, sulle ferie abbiamo già tagliato, su qualcos'altro mi inventerò qualcosa per Natale, forse i regali di Natale dovrò tagliare. Facendo i conti bisogna tagliare quello che è un pochino più superfluo, di certamente non l'elettricità o carburante o tutte le altre cose che ormai sono diventate vitali per tutti quanti. Le spese quelle di più largo consumo, quindi i cibi, le spese destinate ai cibi e ai vestiti. E quindi su cosa si taglierà? Si taglierà forse sull'andare a mangiare una pizza o ad andare a cena, il cinema, le cose voluttuarie. Per quanto ci riguarda sicuramente taglieremo le vacanze che comunque non si riescono a fare per questione Covid. A questo punto c'è un motivo in più per non farlo. E cosa si andrà a tagliare secondo lei? Lei cosa taglierà nell'eventualità ci fossero questi rimborsi? Cosa taglierei io? Qualcosa ai ladri taglierei. E per fortuna c'è chi la prende con ironia. Ci sono poi i temi del Covid. Oggi l'annuncio ufficiale a Palazzo Balbi da parte del governatore Zaia, si farà la terza dose e si partirà dal lab di Villorba lunedì con la presenza più che simbolica del commissario per l'emergenza Figliuolo. Avremo il 20 al lab di Villorba che ha fatto questo hub innovativo, l'inoculazione ad alcuni fragili, oltre che a persone che non hanno fragilità, ovviamente della terza dose, per i fragili ovviamente. E sarà presente il generale Figliuolo e questo ci fa piacere. La prima inoculazione della terza dose di vaccino in Veneto si terrà quindi alla presenza del generale Figliuolo, una prima di fatto nazionale dal grande valore simbolico. Del resto era stato proprio il Veneto a sollecitare governo e AIFA a esprimersi in tal senso. Si comincerà dai soggetti immunodepressi e trapiantati, poi gli over 80, ma una circolare ministeriale attesa nei prossimi giorni farà chiarezza. Terza dose che impegnerà la macchina sanitaria, da qui l'appello a chi invece non si è ancora vaccinato. Se qualcuno avesse deciso di vaccinarsi per la prima dose, perché poi stiamo parlando di prima dose, è fondamentale che a mio avviso lo faccia subito, perché poi quando arriveranno le priorità per la terza dose noi ripartiamo come fossimo a gennaio 2020 con gli anziani, i sanitari, i fragili, e quindi il quarantenne che arriva bello allenato, palestrato, va in coda a queste vaccinazioni, perché prima c'è la priorità di mettere in sicurezza ad esempio tutti i nostri ospiti delle case di riposo. Vaccino che resta l'arma principale per contrastare gli effetti più drammatici della pandemia. Non era vaccinato, ha sottolineato Zaia, un 79enne morto nelle scorse ore a Treviso, eppure dal fronte più estremo di Novax continuano ad arrivare minacce. Ci arriva un video di 7 minuti, anche ieri, 7 minuti, cominciano a diventare anche robe impegnative.
Vaccino ma anche terapia dei monoclonali, con la Regione pronta a estendere a tutte le ULSS del Veneto il modello adottato finora dall'ULSS 2 della Marca. Ho chiesto che venga allargata perché è stata intelligentemente introdotta una frase nel certificato di positività del tampone in cui si dice: caro signore, lei è positivo, sappia che può sottoporsi alla terapia di anticorpi monoclonali, la deve fare entro 5 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, che può essere un raffreddore o anche sintomi più importanti, e contatti subito questo numero. Connesso il tema politico del Green Pass nei giorni in cui a livello governativo si parla dell'estensione dell'obbligo nei luoghi di lavoro, e a chi dice che nella Lega le anime sul tema siano troppo diversificate e che il contrasto Salvini da una parte e Giorgetti coi presidenti di regione dall'altra si stia balcanizzando, Zaia risponde così: una montagna di fantasie, ma registratevi bene quello che vi sto dicendo, a iniziare dal fatto che esista una chat. Ho letto che esiste una chat, ma guardate, sfido chiunque di portare la chat. La leadership di Salvini, rimarca il presidente, non è in discussione, il vero tema politico semmai è un altro, afferma da Palazzo Balbi. Dopo 20 mesi di vita da asceti per l'autonomia, adesso ripartiamo in maniera importante, e io spero che si riesca a chiudere subito un accordo sul contratto, la famosa firma dell'intesa che è un contratto, in maniera tale che si possa ripartire questo percorso. Terza dose dunque a chi spetta e a chi no. A tracciare una prima roadmap è l'assessore Emanuela Lanzarin, in attesa della circolare esplicativa da parte del Ministero. È arrivato appunto il via libera di AIFA, stiamo aspettando la circolare del Ministero che dovrebbe comunque darci indicazioni più precise. Oggi si sa che la terza dose può essere fatta agli immunodepressi, citano soprattutto i trapiantati, fibrosi cistica, cioè grandi patologie, e può essere fatta dopo 28 giorni dalla vaccinazione, quindi subito, proprio per mettere in protezione appunto queste categorie molto fragili, e si parla di dose aggiuntiva. L'altra categoria invece è quella degli over 80 sanitari, tutte le case di riposo, quindi tutte le persone, noi abbiamo 30.000 ulteriore, così almeno questi sono i termini che loro citano, però poi li capiremo nella circolare in maggiore. La vaccinazione. Abbiamo detto alle USL di riaprire i centri di riferimento regionali, quindi all'interno degli ospedali, penso per i trapiantati, per fibrosi cistica, insomma per i centri di questo tipo. Siamo in attesa di capire quali categorie fanno parte dei superfragili, cioè faccio un esempio, la persona con diabete è inserita, non è inserita, cito un esempio insomma per citare gli altri, quindi aspettiamo anche l'elenco con la circolare del Ministero, poi apriremo chiaramente le prenotazioni con una sezione riservata a questi. Le USL si stanno organizzando per invece la vaccinazione dentro le case di riposo per gli anziani, e poi apriremo anche per tutti gli altri over 80 e i sanitari, insomma, delle sezioni per quanto riguarda appunto nelle agende insomma delle varie singole aziende. Connesso ovviamente il tema delle scuole sentinella sul territorio alla Cerletti di Conegliano. Questa mattina sono arrivati i primi 134 kit per i tamponi salivari. Vediamo com'è andata. Consegnati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 2 all'ISIS Cerletti di Conegliano i primi 134 kit contenenti il test salivare molecolare. Entra nel vivo, con l'inizio dell'attività scolastica, il piano di monitoraggio per la circolazione del Covid negli istituti scolastici. Le scuole sentinella nella Marca, oltre a Cerletti, comprendono una seconda scuola superiore a Treviso, l'Istituto Giorgio Fermi, e alcune scuole primarie e secondarie di primo grado, il Grava e il Cima di Conegliano. Al Cerletti il kit è stato consegnato tra i convittori e semiconvittori che hanno già aderito all'iniziativa, etichettato con i dati anagrafici. Vi faccio vedere uno dei kit che ci sono stati consegnati. Come vedete è una piccola provetta, all'interno un cilindretto di cotone. I ragazzi semplicemente estrarranno questo cilindretto, lo impregnano di saliva e lo rimettono al loro posto. Tutto qua. E poi noi li prendiamo in custodia e li consegniamo agli addetti
del Dipartimento di Prevenzione. Il personale del servizio di prevenzione provvederà al ritiro del box, che sarà consegnato al laboratorio di microbiologia, che entro 24 ore comunicherà il referto. Lo scorso anno l'attività di monitoraggio del convitto ha permesso di evitare focolai. Finora il Cerletti ha acquisito oltre un centinaio di consensi informati. Adesso a noi spetta la campagna di sensibilizzazione, di informazione, di raccolta dei consensi informati per tutto il resto della popolazione scolastica, che per il Cerletti è di circa 1400 alunni. In regione saranno più di 11.000 gli studenti che saranno testati ogni 15 giorni, distribuiti in 72 istituti sparsi in 7 province e individuati dall'ufficio scolastico regionale dopo un confronto con i dirigenti scolastici. Più è numerosa la partecipazione, più avrà efficacia questo monitoraggio, per cui invito davvero tutte le famiglie e i ragazzi a partecipare, a dare il loro consenso informato. Se veramente il nostro obiettivo è quello di rimanere in presenza e continuare a rimanere a scuola per recuperare apprendimenti e socialità, questa è la strada. Cresce la tensione attorno all'attacco al Prosecco. Il fronte politico veneto, e non solo, è compatto contro il riconoscimento ufficiale del Prosecco avviato dalla Croazia e ratificato nella giornata di ieri in Gazzetta Ufficiale dall'Unione Europea. Sarà battaglia, dicono in tanti, a cominciare dal trevigiano Vallardi. Già da ieri mi sono sentito con il Presidente Zaia, che ha fatto le dichiarazioni con diversi europarlamentari, mi sono sentito con il Ministro Patuanelli. Oggi mi incontrerò e sentirò la Presidente del Senato, la Casellati, proprio perché al di là delle appartenenze politiche siamo tutti decisi e convinti di andare nella stessa direzione, quella di fare tutte le azioni possibili per far sì che la comunità europea chiaramente non porti alla fine questo provvedimento del riconoscimento del Prosecco. Una mina da disinnescare subito, quella del Prosecco croato, e che trova compatto almeno per una volta il fronte politico. Lo conferma da Roma il trevigiano Giampaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura al Senato. Ci sono 60 giorni per fare tutte le controdeduzioni del caso e arrestare l'iter di riconoscimento avviato dai croati e ufficializzato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ho sentito parlare di bomba che è esplosa, sicuramente per il nostro territorio è una calamità devastante. Parlo del nostro territorio, parlo della provincia di Treviso, del Veneto in generale. Tema caldissimo sul quale si è pronunciato anche oggi il governatore Zaia, che si rivolge direttamente al Ministero dell'Agricoltura. Ma è una vergogna assoluta sta roba qui. Ma è una vergogna che io mi chiedo come mai non siano andati lì a far casino, ma non casino, sto parlando burocratico, giuridico. Cioè, io penso che il ministro deve prendere, mettersi la tenda e piazzarsi in Europa. Abbiamo il sito UNESCO che si chiama Collina del Prosecco e sti qua vengono a dirsi che adesso va bene il Prosecco, ma è una vergogna. Assicura che il fronte italiano è compatto. A Bruxelles Alessandra Moretti del Partito Democratico, su all'interrogazione che all'Europarlamento già alcuni mesi fa aveva chiesto di bloccare l'iter, una questione che è anche di tutela del consumatore. È necessario difendere i prodotti italiani, ma anche difendere i consumatori contro informazioni distorte che potrebbero confonderli. Per cui ci batteremo con tutte le nostre forze e faremo opposizione affinché non ci sia confusione alcuna tra il Prosecco croato e il Prosecco italiano. Prosecco sotto attacco da tempo, come ha ricordato Coldiretti Treviso, dal Crisecco della Moldova al Consecco tedesco, ma un conto è l'imitazione, un altro il riconoscimento. La guerra è aperta. Già la guerra è aperta, come dimostrano tante prese di posizione anche di queste ore, di questi minuti. C'è l'appoggio della Regione Friuli Venezia Giulia con il Veneto per fermare il Prosecco. Domani il Ministero, tra l'altro, dell'Agricoltura ha convocato un gruppo tecnico proprio sul tema del Prosecco, lo comunica il sottosegretario Centinaio, e una condanna ferma arriva dall'ANCI nazionale e viene riconfermata anche dal sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI regionale Mario Conte, e sono soltanto alcune delle reazioni. Parliamo adesso di assegno unico per i figli. Per la misura transitoria sono arrivate nella Marca solo 3.634 richieste in 2 mesi, da qui l'appello dell'INPS.
Sono 3.634 le richieste presentate nella Marca all'INPS, 480 nella provincia di Belluno, per ottenere l'assegno temporaneo per figli minori. Prestazione transitoria in attesa dell'attuazione dell'assegno unico universale, che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno di nuclei familiari con figli a carico. Numeri piccoli rispetto al potenziale bacino dei richiedenti, il commento del direttore INPS Veneto, da cui l'iniziativa promossa da Camera di Commercio Treviso Belluno, Forum delle Associazioni Familiari del Veneto, ANCI Veneto e INPS, per farlo conoscere come strumento a disposizione e l'invito a beneficiarne. Il legislatore ha previsto questa nuova misura che estende l'assegno per il nucleo familiare anche a tutta una serie di categorie che precedentemente non ne godevano, quindi fuori dal tradizionale ambito del lavoro dipendente, e la estende al lavoro autonomo, ai coltivatori diretti, al mondo dell'agricoltura, insomma tanti altri settori. Questo nella finalità di sostenere la natalità, attraverso la natalità, le famiglie e anche in prospettiva mondo del lavoro e il sistema pensionistico, perché in un sistema di ripartizione sono i lavoratori a pagare le pensioni di chi in questo momento è in pensione. Uno strumento di lungimiranza, ha commentato il presidente Union Camere Veneto Mario Pozza, che favorisce continuità di impresa da parte delle future generazioni dei lavoratori autonomi e a guardare con maggior fiducia ad avere figli. Se si fa domanda entro il 30 di settembre si possono recuperare anche le mensilità di luglio e agosto, contestualmente a quella di settembre. Inoltre la cosa da sottolineare è che gli ISEE sono rilevanti ai fini di questa prestazione fino a un ISEE di 50.000 euro. Quindi cosa significa questo? Che non è una prestazione solo per fasce di reddito e patrimonio basse, ma in realtà si può beneficiarne anche all'interno di fasce che probabilmente sono molto più diffuse. L'importo base subisce una maggiorazione del 30% per ciascun figlio in relazione ai nuclei con almeno 3 figli minori, ed è prevista una maggiorazione per figli disabili. Abbiamo aperto questo telegiornale con i fatti di Crocetta del Montello e l'incidente che si è registrato in tarda serata poco fa tra un furgone e una moto. È ancora tutto in evoluzione, il motociclista è stato lì trasportato al Cafoncello ed è attualmente gravissimo. Un incidente invece fortunatamente con conseguenze lievi questa mattina a Ponzano Veneto, lungo la Postumia a Merlengo, verso le 12:20. L'uomo, un trevigiano 62enne, ha perso il controllo della propria berlina, che è finita fuori strada e quindi capovolta in un fossato. È ancora da chiarire se si sia trattato di distrazione o malore. Sul posto, oltre al SUEM e ai vigili del fuoco, anche la polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto. Pesanti i disagi sul traffico. Parliamo adesso di lotta allo smog, perché la Regione del Veneto ha versato ulteriori fondi per consentire ai cittadini di accedere al bando per la rottamazione delle auto. 13 milioni di euro per rottamare le vecchie auto. La Regione ha rimpinguato il bando 2021 per la sostituzione delle vetture più inquinanti, con il contestuale acquisto di nuovi mezzi a basso impatto ambientale. Questa mattina la Giunta regionale ha stanziato altri quasi 8 milioni di euro per la rottamazione delle vecchie auto, quindi l'attenzione massima al problema della qualità dell'aria. Sono 8 milioni che vanno ad aggiungersi ai 5 milioni che avevamo già stanziato, quel bando per la rottamazione delle vecchie auto con la sostituzione in auto a basso impatto ambientale. Un percorso avviato nel 2017, ricorda Bottacino, un provvedimento che va di pari passo con l'ordinanza antismog in cui si prevede il blocco dei diesel fino agli Euro 4. I finanziamenti sono a scalare. Il finanziamento più grande si arriva fino a 8.000 euro di contribuzione per l'auto elettrica pura, poi l'auto ibrida, l'auto comunque a basso impatto ambientale anche se con motore endotermico, quindi c'è una gradualità nel finanziamento. Ovviamente l'auto elettrica è quella che ha il contributo più alto viste le minori emissioni. Optare per un veicolo a emissioni basse o addirittura zero è costoso. La Regione e lo stesso Governo ne sono consapevoli. Il ministro Cingolani ha fatto presente che la transizione ecologica ha un costo anche rilevante che va a ricadere sulle famiglie, e quindi si cerca di andare incontro alle famiglie e anche a chi non può permettersi l'auto elettrica pura.
La politica ieri sera a Ringhi, il seguitissimo confronto fra i 5 candidati a sindaco di Conegliano che tra i tanti temi si sono a lungo soffermati sul destino dell'area ex Zanussi. La sicurezza, in particolare della zona della stazione e del Biscione, la gestione dell'immigrazione, la mobilità, il futuro urbanistico di Conegliano e poi la pandemia. Attorno a questi e molti altri temi ha ruotato il confronto tra i candidati sindaco della città del Cima, moderato dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino, e andato in onda in prima serata su Antenna 3. Candidati che hanno a lungo dibattuto dell'ex area Zanussi e del suo destino, una delle sfide principali per la città. L'area ex Zanussi è un problema molto complesso, va affrontato diciamo, con la condivisione di tutta la città, perché c'è un problema di bonifica, un problema di scelta strategica della città, perché rappresenta sicuramente il futuro di Conegliano. Avevo proposto una università della musica e della cultura, avevo anche i sostenitori della Federazione Russa pronti a investire soldi, ma me l'hanno impedito. Non è che doveva investire il Comune di Conegliano, li ho portati io i finanziatori. Non è andato a buon fine, quindi c'è qualcosa che dovremo scoprire perché. Quello può diventare un polmone verde per Conegliano, deve diventare un polmone verde per Conegliano. Noi abbiamo anche proposto che venga spostata lì la sede del CREA, che diventi un parco tecnologico di sperimentazione anche per la bonifica dell'area. Sono 98.000 metri quadrati di area dismessa ed è un problema enorme sia architettonico, di aree che necessitano di essere abbattute, e sia di inquinamento. Io immaginerei un grande parco con un lago al centro. Dopodiché mi immagino sicuramente un teatro all'aperto per fare magari dei concerti o delle rappresentazioni, e poi un piccolo quartiere residenziale, ma veramente piccolo. Non è un problema, dobbiamo trasformarlo in un'opportunità per la città, in un'opportunità che solo una città come Conegliano ha in pieno centro, per cui aree verdi sicuramente, hub tecnologici, la capacità di portare i giovani in innovazione, questo è il nostro futuro in quell'area. Non bisogna aspettare che arrivi qualcuno dagli ordini sovraordinati, perché altrimenti ti ritroverai solamente un'area che non sarà più a servizio dei coneglianesi, ma un'area che sarà gestita con logiche che non riguardano Conegliano. Andiamo adesso in pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlarvi di una realtà sportiva molto particolare ma altrettanto importante per tutto il movimento sportivo regionale. Si tratta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Futsal Treviso, unica realtà di calcio a 5 per ipovedenti in Veneto, che si è laureata campione d'Italia 2020-2021. La società, che è stata fondata nel 2016 con sede a Montebelluna, è stata accolta dal Presidente della Regione durante il punto stampa odierno a Palazzo Balbi. Si tratta di una bella iniziativa, ha detto il governatore, un orgoglio della nostra regione. Le mie congratulazioni a tutta la squadra. Zaia ha donato alla società la bandiera della Veneto, lo avete visto, ricambiato con una maglietta da gara della squadra con il suo nome sulla schiena. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, all'indomani dell'ennesimo nulla di fatto per ACC, arrivano però le parole di un certo peso e rilievo del ministro bellunese D'Inca. L'impegno resta quello di attivare l'articolo 37 del decreto sostegni bis, ha detto oggi nel corso della nostra diretta. Mi auguro insomma, che questa settimana qua, dove andrà incontro alla prossima settimana con un ulteriore incontro per sindacati e CC, possa portarci effettivamente all'utilizzo di questo articolo 37, dove abbiamo messo 400 milioni di euro, che sono veramente molte risorse, visto che i tavoli di amministrazione straordinaria nel nostro paese poi sono meno di un centinaio, quindi mi auguro che in qualche maniera possiamo trovare soluzioni non soltanto per la CC ma per tantissimi altri tavoli. La chiave per salvare ACC dal baratro sta ancora nell'articolo 37 del decreto sostegni bis, dedicato al finanziamento di quelle realtà del bel paese in amministrazione controllata. Lo ribadisce il ministro bellunese D'Inca all'indomani dell'ennesima fumata nera per garantire un futuro allo stabilimento di Borgo Valbelluna. In questa fase le parole di D'Inca hanno un peso specifico. Mi auguro che questa settimana sia una settimana decisiva in cui i telefoni siano molto molto caldi perché vi siano i confronti tra l'attuale amministrazione dell'azienda
e poi il Mise con la Regione Veneto. Regione Veneto che era presente all'incontro tra Mise e parti sociali di ieri con l'assessore Elena Donazzan e la sua unità di crisi. Donazzan che fa sapere come la soluzione dell'articolo 37 sia in bilico, ma come ci sia l'impegno collettivo a trovare una soluzione. Posizione di fatto rimarcata da Zaia nel corso della conferenza stampa a Palazzo Balbi. La partita della CC ci sta a cuore, la stiamo seguendo come Regione. È un momento, anche ieri hanno avuto la riunione, insomma tutte le cose che sapete. In accordo con l'Uls 1 Dolomiti, l'associazione degli industriali bellunesi ha trasmesso a tutte le imprese associate una lettera appello alla vaccinazione firmata dal direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti. La campagna vaccinale in provincia sta andando bene, ma si vuole imprimere un'ulteriore accelerazione, in particolare nella fascia di età che va dai 20 ai 50 anni. Chiediamo agli imprenditori di condividerla con dipendenti e collaboratori, afferma Loren Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Ci resta un ultimo miglio da percorrere con il massimo senso di responsabilità. Sempre in accordo con l'Uls 1 è stata comunicata inoltre la possibilità di attivare sedute vaccinali interne alle stesse realtà produttive. Parliamo adesso di viabilità. È uno dei tanti punti critici delle infrastrutture provinciali e del capoluogo in particolare. Nuovo progetto per la messa in sicurezza del ponte della Veneggia a Belluno, anche se l'obiettivo resta quello di sistemare l'intera area di via Tiziano Vecellio. Il progetto si lega a un bando che abbiamo vinto nel 2020 di 600.000 euro, cofinanziato con il Comune di Belluno per 330.000 euro. Il progetto praticamente ha l'obiettivo di mettere in sicurezza questo tratto di strada molto trafficato e soprattutto il ponte della Veneggia. È uno dei punti più critici della viabilità cittadina e provinciale, quel ponte della Veneggia dal quale nell'ottobre del 2018 volò giù tragicamente un camionista della BRT nel tentativo di evitare un'automobile che invadeva la sua corsia. L'ennesimo incidente sul tratto che aveva spinto il comune ad accelerare sul fronte della sicurezza. Due gli interventi principali. Il primo consisterà nello spostare all'esterno i parapetti originali, come richiesto peraltro dalla sovrintendenza, poi si realizzerà. In realtà l'obiettivo resta più ambizioso e riguarda l'intera via Tiziano Vecellio. La regia generale, partita da alcuni anni fa, era quella appunto di mettere tutta la strada in sicurezza. Infatti ci sono due progetti che incombono su questo tratto di strada. Il primo appunto parte da laddove la ciclopedonale va a morire, che è prima del ponte del Mega, e arriva fino a qui dove siamo oggi all'ARPAV, agli uffici dell'ARPAV, e l'altro tratto continuerà con la rigenerazione urbana 1 che dall'ARPAV arriverà all'ex Invensis. Praticamente metteremo tutta via Tiziano Vecellio in sicurezza. È tutto anche per questa edizione, non ci sono ulteriori aggiornamenti da Treviso e Belluno. Non mi resta che salutarvi, grazie davvero per l'attenzione, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. L'alta pressione che ci accompagna da giorni sarà insidiata da correnti più fresche ed instabili provenienti dall'Atlantico. Il nostro territorio sarà toccato solo marginalmente. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 15 settembre. Sul Veneto prevale un tempo asciutto, tuttavia in mattinata il cielo sui monti non si esclude compresi invece tra i 25 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui alternanza di nuvole e rasserenamenti un po' per tutto l'arco della giornata, sia pure senza piogge. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo anche in questo caso risulterà a tratti nuvoloso con isolati acquazzoni, ma anche con qualche schiarita soleggiata. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 28 all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.